Bene, eccoci qui. Dov'è Desiree? Eccoci qui. Che hai, Desiree? No, ragazzi, te lo giuro, mi hanno pestato il piede. Mi fa malissimo. Cioè, Mi l'avrei dispiace. ammazzato, ragazzi, neanche i tacchi mi sono potuta mettere, guarda. Ma ti ha proprio pestato? Mi ha pestato il piede, guarda, veramente l'avrei ammazzato. Ci manca ora che mi dici che facciamo ricette con cose di pesto e proprio veramente, non è giornata, ragazzi. Ai, proprio là, nel mignolo, quello laterale, quello là che poi ti fa male. Che è successo? Dove te ne sei andato? Che Come? c'è? No, Perché te ne sei andato? No, siccome hai detto la puntata di oggi, sai come si intitola? Come si intitola? Pestiamoli. Tu te li prepari prima, in base a quello che mi Io succede a me, so. te li prepari, ragazzi. Stiamo. Ero là, ho incontrato uno. Ma ho detto, prima sto di ogni correndo. cosa Ah, è te che devo saltare. Poi te? Poi te? hai finito? La Stavo camera parlando. dell'artrosi Prima nella cervicale. casa dell'artrosi cervicale. Scusami, si Vai. sposti. Anica! Anica, Anica vabbè. deve essere Non si la capisce, camera raga, piccola, camera piccola, è uguale E alle poi- altre, vi chi- giuro non è vero, che è più uguale piccola, alle è più altre. È piccola. un po' più E bassa. Chi ci toglie da tutti i malanni? Lo zio Gianni. Lo zio Gianni, Lo zio grande applauso, Gianni. fammelo sentire questo applauso Ma per chi, lo zio io? Gianni, che applauso. No, il pubblico. Non ce n'è Il pubblico. pubblico. E poi Non ce devo n'è ringraziare pubblico, la non ce telefonata fattami da Brad Pitt, Ah, che beh, lo hanno Brad messo a Pitt. fare pubblicità del caffè e vuole pubblicizzare la nostra trasmissione. Ah sì? E già Che mi ha vuole detto, fare? sì, cos'è? Con me? Vuole fare lo spot con No, me? con me. No, ma che c'entra? Di solito è un uomo e una donna, lo faccia con me, Brad Pitt, No, lo fa ragazzi. con me. No. Lui inizia dicendo così. Così. Come inizia? Come lo farà lui, così, no? Volete vedere una trasmissione vero di cucina? Ma non parla palermitano, Brad Volete Pitt, vedere ma la che stai trasmissione- dicendo, Aspetta, zitta, ragazzi, zitta. dai, Volete ma ti vedere immagini? Aspetta, zitta. Volete vedere la trasmissione di cucina? Volete avere c'è chi la vuole cotta? Ma questa è la voce dello zio Gianni. Va bene, punti. E Brad Pitt parla così, un palermitano. Cioè, è doppiato dallo zio Gianni, No, Brad Pitt. parla con zio Gianni. Va bene. Ragazzi. Oggi dicevo pestiamoli, però facciamo dei Pestiamoli. pesti particolari. Lo sai che a noi due ci piace inventare. Mamma mia, ragazzi, Noi sì, due. è l'inventiva, le ricette, la ricerca della materia prima. C'è una persona a cui piace inventare. Quello sono io. Ma che stai dicendo? Ma niente, Stai parlando a me? no, No, perché quando tu ti avvicini Ma no, così, che c'è? Dai, parli parlo a col me. mio- no, ma E quindi neanche per dicevamo, noi Facciamo andiamo dei pesti particolari. alla ricerca della materia prima Come vedi, proprio. qui abbiamo sugo, melenzane fritte, olive, Bella, capperi, bellissimo. sedano. Mediterraneo. E sarebbero quasi ciò che compone una caponata. Una caponata, Alla cos'è? palermitana. Tipo E ti immagini un pesto di caponata? Non me l'immagino Non questo te lo di immagini, caponata. noi lo facciamo. E le olive nere. Ci vanno bianche veramente. E le olive nere. Ci vanno bianche Le veramente. olive nere. Nella mia cultura culinaria so che ci stanno bianche le olive. Che ce n'è? Non ce n'erano bianche, abbiamo bene, solo nere e ce le mettiamo Ma non ti nere. vantare, Oh, bella allora, mangia, non ti vantare. noi inventiamo, La nostra, la facciamo, sua che cultura inventiamo? culinaria dove c'è? Che inventiamo, Vabbè, ragazzi? andiamo Non avanti. inventiamo niente. Stendiamo un Cioè, velo fai le fetoso. cose con quello che hai, Stendiamo dai. un velo fetoso. Pietoso si dice. Fetoso. Pietoso si dice. Fetoso. Bene, allora andiamo a fare questo pesto. Guarda che cosa facciamo. Innanzitutto ci serve un tegaman Yes. e andiamo a mettere dell'acqua calda, bella bollente. Come direbbe lo zio Gianni, acqua Acqua, che ne so, bollente. Come lo dire, la musicalità dello zio Gianni? bollente. Bollente, l'acqua bollente. Dammi il coltello. Questo lo andiamo a tritureggiare. Ci basta questo per quello che dobbiamo fare. Così. Va bene. Come ti pare? Buono? Bello. Bello. No, devi dire, mi pare bello. Mi pare bello. Qua dentro. Così è lo zio Sì, Gianni, con sì. questa così, diciamo. Questi sono già cadenza. capperi dissalati. Capperi dissalati. E li andiamo a mettere Quindi cosa qui. fai? Dell'acqua aromatica? Sì, proprio così, no? Perché a me piace dare questo tocco. Poi facciamo una sminizzatura di olive Addirittura. che qualora fossero bianche le andremo a mettere in cottura, ma sono quelle nere e le facciamo tipo guarnition. Tipo guarnition. Va bene? Bene. E questo è fatto così, 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 così. Così. Tu sai
perché ci sono solo le melanzane, perché sto facendo una caponata palermitana E perché? Che ci doveva e essere? non come si fa da queste parti. Ah, la caponata, certo, perché la caponata da noi a Catania ci sono altri i ortaggi, ci sono peperoni, le i peperoni, patate, ci sono le patate, la ci sono cipolla. la cipolla. Da noi no. C'è la Noi no. melanzana, poi che Noi la cos'altro c'è, caponata è ragazzi, solo- nella caponata nostra? Ti ripeto, cipolla, peperoni, patate. Patate. E chi più ne ha più ne mette melanzane, Melanzane. sugo. Noi lo facciamo invece solo con le patate. E andiamo a fare questo primo, per cui ci occorre anche mettere un salofono di pasta. Sì. Lo salofono, sai, Salofono. con l'acqua. Yes. E la mettiamo così. E alla via così. E portiamo in ebollizione l'acqua. L'acqua. Questo l'abbiamo già preparato, come vedi si sta bolliscettando perché abbiamo bisogno di un minimo di cottura di questi ingredienti, va bene? Sì, quindi Quindi, ripeti. stiamo facendo cosa? La pasta alla caponata palermitana. Bravo. Ve l'aspettate la pasta alla caponata palermitana? No, la caponata, è la pasta con pesto di caponata. Pesto di Che caponata. dobbiamo fare il pesto. Il pesto. Di caponata. Quindi partiamo dal fare la caponata. Brava, per Giusto? cui abbiamo fatto questo e mettiamo queste melanzane, le mettiamo qui. Sì, che E le abbiamo andiamo a fritte, mettere- giusto? Sì, le abbiamo precedentemente fritte. Vuoi spiegare come si friggono le melanzane? Si friggono con l'olio, ragazzi. Olio abbondante. Si mette in una pentola che possa accogliere bene Puoi la stringere frittura. senza tutta sta cosa, puoi benissimo dire così. Due melanzane stavano commettendo un reato, è arrivata la polizia, siamo fritte. Sta, ragazzi. Era carina, dai. Insomma, si poteva lasciare, si poteva lasciare che lei... Dai, su. Torno con un po' di imbarazzo. Non ti guardo così. Va bene, abbiamo messo questo dentro. Nel frammentre queste si hanno vogliuto, è giusto? Sì. Vogliuto è participio passato del verbo Vogliere. vogliere. Ormai la scia è quella, ragazzi. Sarebbe l'italiano di vuggiri. Vuggiri. È giusto. Allora, quindi, che abbiamo Prendiamo fatto? questo. Il profumo, devo dire, ragazzi, guarda, mi è arrivata una ventata, una cosa fra sedano e capperi. Ma no, e qui dentro cosa c'era? Sedano e capperi. Scioccante, ragazzi, le Così, melanzane questo fritte, lo togliamo. le potevi friggere due melanzane però qua. Esatto, così te le mangiavi calde. Andiamo a correggere con un po' di sale. Così. E mettiamo gli ingredienti che ci sono nella caponata. Li mettiamo proprio quelli originali, ragazzi. Cosa stiamo mettendo? Seguitemi, Sedano. seguitemi, perché se voi mi seguite le ricette vi vengono perfette, giuste. L'importante è step by step. Questa è passata di pomodoro. Quindi, step by step cosa abbiamo detto? Friggere le melanzane. Brava. Poi abbiamo preso una pentolina con l'acqua bollente, abbiamo messo i capperi, le olive e abbiamo messo il sedano smacinato, quindi tutto questo... Brava. Il brodetto dove l'hai messo? Quale brodetto? Quello, L'ho tolto, l'acqua? non mi serve. Non ci serve no, quello? non ci Come io stavo dicendo, No, l'acqua quello aromatica. no. Quello non vi serve, E ragazzi. iniziamo la procedura. E quindi perché l'hai bolliti, scusa? Perché così danno proprio quell'aroma ancora in più. Non deve essere una crudità, deve essere la caponata. Io la faccio così. Quindi deve va essere bene? E leggermente andiamo alla via. accutturati. Mettiamo un po' di olio. Vuoi non mettere come tradizione aromatica? No, due non foglie possiamo. Guarda quant'è una foglia di Guarda che basilico, sono guarda, belle. guarda che foglie di basilico ho comprato, Andiamo a guarda. mettere queste foglie di basilico così. E guarda, mi dai quel parmigiano? Ma certo, amico mio, tieni il parmigiano. Eh? Uno, due, e alla via Ecco. così, e ci fermiamo, E ci fermiamo. prendiamo una boule, Sì, prendiamo, questo per il momento lo mettiamo qua,
prendiamo una bulli, prendiamo... Guardate che vi ho fatto, ragazzi. Il pesto di Mi dai caponata. una... Ci penso io, dai, ci penso io. Sì, Devi mettere qua? sì. Dai, ragazzi, 3 ore, si confonde con la cosa in mano, non sapi che affari, niente. Ah, Signori, sta lavorando. ah, Preparatevi a un'allerta meteo, che non fa mai niente. ah. Brava, Guarda brava. che bel pesto che vi ho fatto, Ah, ragazzi. Dico, e dove sono? Non sono qua anch'io? Certo, ci mancherebbe altro. Alla faccia di quelli che dicono, ma sta ragazza cucina o no? La Ha Marisa, voglia. che cosa serve, ragazzi? Ve lo spiego, a raccogliere tutto il ben di Dio che rimane nella cosa. Nella Cioè, cosa, cos'è la cosa? nel recipiente di preparazione, no? Guarda. Come si Che chiama ne so, questo? frullatore, come si chiama? Bicchiere del frullatore, Ok, della perfetto, farfalla. perfetto. Ecco, allora. Bene, quindi Ricapitoliamo. ricapitoliamo Vai. step by step di nuovo. Yes, of course. Così serve per fare le ricette. Frecheggio. Cosa? Frecheggio. Cosa che c'entra? Ah, così. Step by step. Allora, Allora, Quindi? abbiamo preparato gli ingredienti per una caponata. Passata di pomodoro, le melanzane fritte, i capperi, il sedano. Bravo. L'unica cosa che non abbiamo messo nell'originale è l'aceto, perché non ci piace nella pasta. No, quell'altro certo, non ci sta. Il parmigiano lo abbiamo messo. Bravo. In un normale pesto abbiamo messo ghiaccio, così, ma siccome non dobbiamo mantenere colore, non ci No, interessa. va bene così. E abbiamo preparato questo. Sì. Ed è pronto. Nel frattempo abbiamo messo pure l'acqua a bollere Sì? e ci apprestiamo a dire consigli per i consigli e poi vedremo il resto. E c'è Ehi! un profumo E qua, lo oddio, mi hai pesto. pestato. E c'è un profumo qua, ragazzi, che non vi dico. Come vedi, ho Sì. messo a bollire 2 pentole Per la d'acqua, pasta perché già, faremo giusto? una con il pesto di caponata e uno faremo un pesto di noci. Un pesto di noci, ragazzi, che non avete idea. Di Mi frutta. raccomando. Le noci che sono frutta così. Frutta secca secca? Hanno fatto la dieta. Grande. Sono commosso, cominci a capire. Non è stato facile. Sei uno scemo, veramente, guarda. Va bene, passiamo al nostro pesto di noci. Vai. Mettiamo le noci in the mixer. Buone? Come? Buone. Strano, le hai assaggiate? Non me l'aspettavo, sai. Non me l'aspettavo. Tiriamo giù un bel po' di noci. Belle, Lo belle. facciamo tutti. Ma Creativa sì. Poi andiamo a condire con un po' di Addirittura. sale. Così. Mi dai quel latte? Latte? Ti sembra Addirittura, strano, eh? pazzesco. Mi sembra strano, Eh. Ma andiamo E metti a un po'. accompagnare questo pesto di noci con del latte. E Via. voilà! Stiamo pesticciando le nostre noci. Senti, un altro pochino di latte mi occorrerebbe. Vai. E voilà. Allora, Allora, io ti dico, questo pesto avremmo potuto aggiungere della panna. Poi ho detto facciamo latte. non la meno mettiamo, grassa. ragazzi, meno grassa. Light. Oddio, con le noci non è che sia light a livello calorico. Vabbè, però ma le noci c'è, sono proteine, però, c'è, dai. C'è. Ok. Abbiamo fatto il nostro pesto che l'ho voluto lasciare granellato. Granellato. Per avere il sapore della noce sotto. La masticazione della granella. Ecco. Posso venire come è venuto? Certo, ci mancherebbe altro. No, vabbè, ragazzi. Ma il cappero, si sente il cappero in Che fondo. cappero? Che cappero? Quel contrasto tra i capperi e la melanzana. Ah, guarda, vi dirò dopo. Mi dai una Marisa? Certo. Quindi pesto di noci come lo facciamo? Noce, un po' di sale, abbiamo messo un po' di latte. Al momento così, giusto? Siccome non ho voluto frullare il parmigiano
per non dare un sapore intenso, però sai che facciamo? Glielo mettiamo un po' così. Così, sì. Mi A dai la marisa? pioggia, a pioggia, ragazzi. Mi dai con la marisa? No, quella che abbiamo utilizzato. Questa, sì, tieni. Andiamo a fare questo lavoro. Aggiungerei un po' di pepe. Dai. Cioè, come aggiunge il pepe lei, lo devo trovare. Cioè, ci vuole una certa classe. Sì, sì, lo chiudiamo però il pepe. No, pensavo che... No, questo mi chiede. Sai, magari dopo di Sì, nuovo metti sì, il sì. pepe. Non mi chiedere più pepe per oggi. Lo assaggiamo? Mamma mia. Chiaro. La stavi assaggiando? No, tu non volevi, lei non vuole mai assaggiare prima. È buonissimo. Buonissimo. E anche questo è pronto. Questo lo mettiamo qui. Prendiamo una signora pasta, proprio Signora? realizzata come si faceva una volta. Come si faceva una volta? All'antica, la pasta del paesano vera, che oggi non si trova più, anche se questo lo trovi nei supermercati, però è meraviglioso. Va bene? Facciamo imbollimentare le cose. Tu lo sai che c'è il vecchio detto che dice pignata, Tagliata, non buchi mai. Ma perché è vero? È vero. No, quella sta bollendo, Perché guarda. non la stiamo guardando? Non la guardare, stai non la guardando? guardare, non la guardare. Metti Allora, la pasta andiamo a senza mettere qua. guardarla. Così, così. E questa è la pasta. Ma sì, dai, crepi l'avarizia, su. Mi dai un Quindi, cucchiaio per gentilmente? ma certo. Quindi questa è la pasta, quella come la Questa fai? La facciamo con il pesto di melanzane. Come si le chiamano mezze quelle? maniche. Le pennettine? Brava. Le pennettine. Ah, guarda, vedi, non l'hai Vedi? guardata? Andiamo giù così, di brutto, togliamo questo. E i paccherini li mettiamo qua. Non sono pacchi di e lo leviamo da lì, che è brutto Li esteticamente. togliamo questi, li Brava. mettiamo qua, guarda. E poi dici che non faccio mai niente. Esatto. Ecco, allora. Correggiamo poco poco Quindi, di sale e ci siamo quasi. e ci siamo. Adesso a questo punto non ci rimane altro che tagliare un bel po' di mortadella. E non come so la perché- fai? Perché io sono convintissimo, che la mortadella abbinata alla frutta secca è meravigliosa. Guarda questo qua, secondo me lo dovresti togliere. Si doveva togliere, vero? Ma perché? Sì, Dimmi perché. non lo so. Ma perché? Dimmi perché. Allora, quindi... E quindi facciamo così. Ah, questo lo metti con le noci? Sì, nel pesto di noci dovremmo mettere. E lo fai piccolino, piccolino, piccolino. Così. Mortadelline. Non uscire. Così, ecco. Bello. Ora guarda attentamente, lo mettiamo qua. Ah, bellissimo. Posso mischiare Tu io? appena io ho finito cominci a mischiare. E questo è un sugo veloce, Sì, devo dire, semplice da preparare. diverso. E Guarda solo- là, guarda là. Che c'è? Mm. Ti sei mangiato la mortadella? Ti sei mangiato la mortadella? Vabbè ragazzi, lo faccio deferire. Mescola. E poi regia, prendi questo mescolamento. Come miscelo io, modestamente, non miscelo Allora da nessuno. oggi in poi ti chiamerò Michelle. Michelle perché lei Michelle. Ma di dove mi vengono? Io mi Non impazzito. lo so, veramente non lo so. La nostra pasta è pronta, Desi. È Dai, pronta. ci siamo, ci siamo. Ci siamo quasi, per cui guarda che cosa facciamo. Questo lo togliamo, Desi. Questo lo togliamo, questo lo togliamo, questo lo posiamo. Siamo E pronti facciamo per una impiattare. Andiamo a prendere la padella Sì, che ci serve per spadellare la pasta. Una e due. e due. E facciamo. Spostiamo la pasta qua e mettiamo la padella. Spostiamo la pasta qua e mettiamo la padella. Sì, E cominciamo con andare a scolare la pasta. Prendiamo il ragno dai. e andiamo a scolare direttamente così. Senza preoccuparci se c'è acqua di pasta. Beh, così, con un po' di acqua di se non cottura. non ce ne frega niente. E andiamo così. Ce la prendiamo tutta. Tutta così. Ecco, Così, esatto.
E guarda che facciamo poi. Prendiamo una generosa dose Bella del di nostro questo pesto. Mi dai un mestolo? Eccolo. Andiamo ad aggiungere un poco di questa bellissima. E alla via così. Nel frattempo, che andiamo a diminuire la fiamma, facciamo questa di qua. Scoli l'altra? Esattamente. E metti qua. Ah, e voilà. Quindi anche questa la scoliamo in padella direttamente, senza... Perché se ci va l'acqua, anzi, ci serve. Ok. Mi dai il condimento? Eccolo. Ne mettiamo questo pesto di caponata, Bella, ragazzi. una quantità generosa. Pezzo metti. di caponata generoso. Questo qua. Poi andiamo così e andiamo a saltare questa pasta in questo modello. Volete mettere una saltata così? Mi dai una marisa? A te? Qua così, che lei va. No. Ancora? Sì. Stiamo facendo una prima mantecatura. Anche qui. E anche qui gli andiamo a mettere poco di quest'acqua che ci torna comoda per poter mantecare Il la tutto. pasta. Manteco questa? Sì, vai. Che ne pensi? Mi stai commuovendo quasi. Ma Vai, tu che dici? saltiamo insieme, dai. Dai, che bello. Mi spezzi con le mani grossolanmente Oddio, che il mi basilico. spezzi. Sì, grossolamente il basilico con Sì. le mani. Ragazzi, tutto live qui, Guardate che bello. Tutto live. Show cooking stiamo facendo. Brava. Cioè, non so se mi Va spiego. bene così? Vai. Vai. Saltiamo, Un altro vai. pochino. E adesso non ci resta che... Saltiamo. Saltiamo. Dai. Scusate se lo faccio con la mano, così. E facciamo questo lavoro. Dico, se non riuscite anche con 2 cucchiai. Signori, ci vediamo il tempo che puliamo e impiattiamo. Che piatti, che primi, Dai, ragazzi. dai, Gli ultimi dai. saranno i primi, i secondi saranno i primi. E impiattiamo. E impiattiamo. Impiattiamo Mundis, non Impiattiamo. lo so, è venuta così. Impiattiamo. Abbiamo fatto queste due Belle, così. due belle pirofile che voi così le presentate e dite guardate E cosa ho andiamo a preparato. mettere così. Tutte così. Marisa. E guarda, scende questo ben di Dio, così. E abbiamo fatto una pasta semplice, veloce. Questa la metto qui, Ci sta ragazzi. questa la lavo perché ci serve, non ce l'abbiamo più, che le abbiamo usate tutte. E vai così. Guarda, sì, 1, 2. Quel basilico che gli hai spezzato mano. È stato il colpo finale, lo Sì. so. E qui sai che facciamo? Mamma La mia, posi falla questo un proprio. attimo? Sì. Posa, leva. La poso? Sì. Quelle olive di cui ti parlavo, gliele mettiamo adesso. Così. Qual è il tuo tocco di classe? Questo. Ma c'è anche il filino d'olio, che ormai è competenza tua. Perfetto, bellissimo. Brutto? Oh, bello. No, ci sta uno, ragazzi. Ci sta solo uno. Dai, filino a giro. Ora tutto. Fallo cadere l'olio, non serve solo farlo passare. Perfetto, basta così. Alla via così. Signori. Piatto scioccante, ragazzi. E Piatto pestiamo scioccante. pesto di caponata e pesto di noci Tutto pestato. con mortadella. Prendi i piatti e assaggiamo, dai. No, non si assaggia. Prendi i piatti e assaggiamo. Prima. Mi dai 2 cucchiai? A te. Ecco qua. Iniziamo con il pesto di caponata. Ecco qua.
me lo assaggi. Posso assaggiare? Vai. No, ragazzi. Cioè, ho beccato un pezzo di coso di... come si chiama? Cappero. Di cappero. E quel profumo del basilico. Ma chi ve lo doveva dire a voi? Queste ricette così particolari. Guarda, qua c'è il basilico. Prendilo. Guarda, per questa volta te lo faccio assaggiare così. Mamma Guarda, mia. solo questo, Ah, solo questo. Già mi basta. Mi sembrava. Ci avevi creduto. Vabbè, passiamo all'altro. Non è possibile. Passiamo all'altro. Dammi un qua. Dammi un cucchiaio. Questi? Va Sì. bene, uno? Va bene. Aspetta. Ecco fatto, abbiamo pulito quel piatto che si era appena in cantina sporcato. Ora mi Pronto. assaggi questo. Allora, niente, guarda. Guarda che Come ci meraviglia. prendiamo la mortadella? L'hai presa. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Com'è? È sempre inassaggiabile, giusto? Quel granulato, senti? La croccantezza. Ma è sempre inassaggiabile, giusto? Lo faccio per te l'ho detto. Ah, grazie. Comunque, dato che lo fa per Ragazzi. me e non lo fa per sé, vi salutiamo. Ma che E cos'è? alla prossima. Ma tu ti rendi conto Sì, che mi piatti rendo, fai? Ma sì, ti rendi conto tu che piatti fai? Guarda, scioccante, veramente, uno non se l'aspetterebbe. Vabbè, alla prossima, grazie. Cisi, si cicci, si vede. Si vede. Mezze penne al pesto di noci e mortadella, 320 g di mezze penne, 250 g di noci sgusciate, 50 g di parmigiano, 100 g di mortadella, basilico, olio, evo e sale e pepe quanto basta, pennette al pesto di caponata, 320 g di pennette, una passata di pomodoro, una melanzana grossa, un cucchiaio di capperi, 100 g di olive nere o bianche, una costa di sedano, mezza cipolla, basilico, olio evo, sale e pepe quanto basta.